Presidente, oggi si è parlato a questo convegno del rapporto fra gli artigiani e l'innovazione tecnologica, importante e di estrema attualità quanto è stato votato in Consiglio regionale in finanziaria 2018. Ieri abbiamo approvato una norma secondo me importantissima che permette di dare e di delegare al CATA artigiano, che è il CATA di tutti gli artigiani del Friuli Venezia Giulia, la gestione del canale contributivo legato alla tecnologie, quindi alla capacità per gli artigiani di accedere a delle misure per aumentare tutte quelle che sono le proprie capacità tecnologiche della propria azienda. È una scelta precisa perché soprattutto i più piccoli fra gli artigiani non hanno grandi possibilità di accedere ai bandi del Porfes, non hanno la struttura, non ne hanno la possibilità per quanto riguarda la ricerca tecnologica, quindi tutto l'aggiornamento tecnologico, e dando questa possibilità ai CATA di andare direttamente sui piccoli e piccolissimi, pensiamo di aver dato un bel contributo al fatto che le nostre aziende artigiane, appunto quelle piccole e piccolissime, possano accedere a dei contributi per gli aggiornamenti della propria tecnologia. E proprio sui CATA siamo nel 2017, dopo 4 anni di legislatura, c'è anche un dato di comparazione, le risorse che sono state erogate nel 2013 e le risorse che vengono erogate oggi. Sì, abbiamo creduto moltissimo nel comparto artigiano. Il CATA, a cui devo dare atto che per primo ha deciso che fosse un unico CATA regionale, quindi unendo le varie province e quindi arrivando a un'unica struttura, quando arrivammo nel 2013 pesava come contribuzione regionale per circa 1,3 milioni, 1,4 milioni. Oggi pesa sopra i 5 milioni, arriva quasi a 5,3, 5,4, proprio conferma che al di là delle parole, al di là dei facili commenti in cui tutti credono in un comparto o nell'altro, nel comparto artigiano questa giunta, questo assessore ha creduto moltissimo e ha dato anche una delega molto significativa sui canali contributivi, mettendo risorse importanti, 5 volte tanto quelle precedenti.